Nuova impennata di furti nella Marca, paese Roncade, nel mirino ladri in azione mentre i proprietari stanno dormendo. In un caso svegliati di soprassalto dal rumore di un trapano usato dai malviventi, poi il faccia a faccia. Colpi a raffica sotto Natale tra le province di Belluno e Treviso, arrestati 2 trasfertisti albanesi che sono stati traditi dai loro auricolari geolocalizzati. Ora sono in carcere, il loro covo era a Resana. Il sindaco Conte commenta la bozza del nuovo pacchetto sicurezza dalle zone rosse rafforzate allo scudo legale per gli agenti. Serve incrementare la presenza dell'esercito, dice il primo cittadino. Sequestrati ad un 35enne di Strana prodotti illeciti provenienti da Polonia e Slovenia, tra i quali anche ormoni della crescita, vietati dal codice antidoping mondiale. Bonifica ultimata a Guia di Valdobbiadene nella casa di Attilio Frare. L'uomo morto mercoledì mentre maneggiava un ordigno. Non ci sono altri proiettili inesplosi. Domani i funerali. Svanito nel nulla dal 7 ottobre da Conegliano, i familiari di Matteo Vendramin lanciano un appello per far ripartire le ricerche del 31enne trevigiano. I dati Istat di dicembre certificano la stangata inflazione anche in Veneto. La nostra regione è la terza in Italia. Nero l'umore dei trevigiani, bisogna aumentare gli stipendi. Addio ad Angelo Gugel, è stato l'aiutante di camera di Tre Papi, il 90enne originario di Miane. È morto ieri sera a Roma, è stato accanto a Papa Wojtyla il giorno dell'attentato in piazza San Pietro. Presentato nella sede di Veneto Agricoltura a Legnaro il bilancio del comparto vitivinicolo Veneto per il 2025. Il vino veneto regge l'ondata d'urto dei dazi ed è sempre più bianco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali, con una nuova impennata di furti che si è registrata questa volta tra Paese e Roncade, con ladri che sono entrati in azione nel cuore della notte con i proprietari in casa. Alcuni di questi sono stati svegliati, tirati giù dal letto dal rumore del trapano usato dai malviventi, ma ci racconta tutto la nostra Francesca Bozza con le immagini di Tommaso Migotto. Più che altro che preoccupa è la consapevolezza che loro ci hanno tenuti sotto controllo per molto tempo, quindi mi fa un po' più impressione il prima del dopo. La certezza di essere controllati, che ogni movimento sia monitorato in attesa che i ladri entrino in azione al momento giusto. È sicura che sia successo questo Carlotta Silvestrini, che vive in questa villa in via Tobruco a Castagnole di Paese. Nella notte tra lunedì e martedì i ladri sono entrati in casa, lei e il compagno erano a letto, stavano dormendo. Hanno fatto un forellino nella finestra, sono riusciti a girare la maniglia, sono entrati, non abbiamo sentito niente, hanno portato via solamente, come da loro prassi, un po' di contanti e insomma quello che hanno trovato, un po' di gioielli, catenine, ma era tutta bigiotteria. Avevano anche addirittura preso le chiavi delle auto, controllato se c'era qualcosa dentro le auto, ma non hanno preso nient'altro. Solo l'indomani hanno notato i cassetti degli armadi dei figli aperti. Inizialmente hanno pensato al consueto disordine degli adolescenti, ma quando hanno visto gli scuri al piano terra spalancati, fuori alle finestre e la borsa di Carlotta fuori, hanno capito cosa fosse successo. I ladri hanno girato indisturbati tra le stanze, senza entrare però nella camera da letto della coppia. Mentre so che un'altra coppia invece, che abbiamo incontrato in caserma, addirittura sono entrati, mentre loro dormivano in salotto, sono entrati dalle finestre del salotto. Qualche giorno prima un episodio inquietante. La figlia aveva notato 2 persone sospette vicine al cancello della villa. Io avevo immaginato che sarebbero tornati proprio perché quella notte che c'è stata, quella nebbia, quel nebbione che non si vedeva nulla, alle 5:30 del pomeriggio, e lei ha visto questi 2 ragazzi qua fuori, uno con un borsone e uno con un coltello. Oltre alla casa di Carlotta, quella stessa notte altre 3-4 abitazioni sono state svaligiate dai malviventi. E mi dicevano che una persona era quasi riuscita a prenderne uno, che però si è divincolato e si è gettato dal balcone. Qui siamo in via Medaglie d'Oro, laterale di via Kennedy, ad 1 chilometro di distanza dall'abitazione di Carlotta Silvestrini. Anche stavolta i proprietari e il figlio erano nelle rispettive stanze, stavano dormendo, quando attorno alle 3:45 sono stati svegliati improvvisamente. Abbiamo sentito dei rumori, abbiamo sentito un rumore strano, tipo un trapano, qualcuno che grattava qualcosa. Di corsa mio marito è corso verso la finestra dove sentivamo il rumore e ha scostato la tenda e se li ha trovati davanti, che stavano trapanando le infissi. Erano due sicuri. Non so se c'era anche un terzo, e incappucciati, tutti vestiti di scuro, e mio marito ha dato subito una botta sul serramento
e loro sono scappati hanno saltato il cancello e sono scappati per la ferrovia. Uno shock. Abbastanza, ancora adesso di notte facciamo fatica a dormire. I ladri hanno prima divelto la lampada a sensori esterna, poi, come in via Tobruk, hanno praticato dei fori sugli infissi nel tentativo di entrare in casa, hanno provato a forzare la porta d'ingresso e rotto il vetro della finestra. Non si vive assolutamente bene, anche perché non oso pensare se riuscivano ad entrare cosa succedeva. Ho il terrore adesso di andare via, lasciare a casa mio figlio. Non soltanto paese, ladri scatenati in tutta la Marca trevigiana, a Roncade, a Montebelluna, a Treviso, a Silea. Ci si chiede quando tocca a me, poi a un certo punto. È quello proprio un punto di domanda proprio. Sentirsi impotenti, prepararsi ad essere la prossima vittima dei ladri. È la sensazione che si respira negli ultimi giorni, quando la curva dei furti nella Marca è tornata ad impennarsi dopo una pausa nel corso delle festività natalizie. E nessun comune viene risparmiato. Nelle ultime ore diverse le segnalazioni. A Roncade carabinieri in via Pozzetto, dopo che alcuni residenti avevano visto 2 individui scavalcare la recinzione di un'abitazione, ma quando le pattuglie sono arrivate sul posto dei malviventi nessuna traccia. In via Ospedale a Montebelluna invece rubata la Fiat 500 dal vialetto dell'abitazione di 2 coniugi, e ancora lo scorso pomeriggio ai confini tra Treviso e Silea colpo in via Torcello. Nel mirino l'abitazione di una giovane coppia tra le 17:15 e le 18. La famiglia era fuori casa per alcune commissioni, sono bastati davvero pochi minuti ai banditi per mettere tutto a soqquadro. Prima hanno tentato di aprire l'oscuro al primo piano, non riuscendoci, essendo chiuso con un catenaccio. A quel punto sono saliti sul terrazzo e hanno sfondato il vetro della porta finestra. Si sono diretti subito verso le camere da letto della coppia e dei figli piccoli. Hanno aperto armadi e cassetti, letteralmente strappando quelli di un mobile, svuotato vestiti e oggetti sul pavimento per scappare poi con un profumo, catenine e braccialetti, regali di battesimo dei bimbi, ricordi dal grande valore affettivo, come un paio di orecchini che la giovane mamma aveva ricevuto dai genitori questo ultimo Natale. Probabilmente i ladri non sono riusciti a portare a termine il loro piano, disturbati dall'improvviso rientro dei proprietari. Alcune stanze, infatti, come la cucina, non sono state nemmeno toccate. E adesso i cittadini cercano, per quanto possibile, di mettere in sicurezza le proprie case, quasi rassegnati però a ladri sempre più spregiudicati che non si fermano davanti a nulla. Avete installato la telecamera perché... Sì, perché mia moglie è più sicura, diciamo, tra virgolette, perché dopo se vogliono possono fare diverse maniere, hai capito? Una forma di sicurezza, però non sa come ci si può salvare. Intanto sono stati arrestati 2 trasfertisti albanesi che sono stati traditi dai loro auricolari geolocalizzati, che erano stati rubati poco prima di Natale nel Bellunese. Parliamo di 2 trasfertisti che sotto Natale avevano colpito sia in provincia di Belluno che nella Marca trevigiana. Ora sono in carcere e il covo della refurtiva era in un appartamento a Resana. Il loro covo si trovava in un appartamento a Resana. Nonostante entrambi fossero senza fissa dimora, sono arrivati fin qui i carabinieri di Feltre, che sono così riusciti a braccare una coppia di ladri trasfertisti, 2 albanesi di 44 e 45 anni, che durante le ultime feste di Natale hanno messo a segno diversi furti tra Bellunese e Marca trevigiana, Cesio Maggiore, Santa Giustina, Feltre e poi Postioma, Castagnole, Paese, Castelfranco, zona stazione, una traiettoria criminale che i militari dell'Arma hanno ricostruito anche grazie a un passo falso compiuto dai 2, ovvero il furto in Val Belluna di un paio di auricolari dotati di geolocalizzazione, poi tenuti all'interno dell'auto, una Mercedes classe A usata in diverse occasioni e monitorata attraverso un GPS installato dagli stessi militari. Il blitz è scattato il 13 gennaio, il 45enne è stato fermato alla guida di una Fiat Idea, il 44enne nell'appartamento di Resana, dove sono stati recuperati circa 90 pezzi di refurtiva, borse, occhiali di marca, cellulari, gioielli, persino timbri dorati da ufficio. Il loro arresto è stato convalidato nelle scorse ore dal GIP di Treviso, che ha confermato la misura di custodia cautelare in carcere, ma che ha trasmesso gli atti per competenza alla Procura di Belluno, perché nel Bellunese si è registrato il primo furto. Entrambi, assistiti dai loro avvocati Alessandra Nava e Antonella Picco, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.
Non c'è una flagranza di reato, è vero che lui si trovava in quell'abitazione, ma sono elementi poi da dimostrare e verificare che la persona che abitava in quell'appartamento fosse una delle persone che ha commesso i reati. La difesa quindi è pronta a giocare le sue carte, non solo c'è flagranza, ma i soggetti erano travisati. Non mi risulta agli atti in questo momento che ci siano elementi identificativi, diciamo, che potessero provenire dalle persone che sono state purtroppo vittime di questi fatti, almeno negli atti non abbiamo contezza. Il giudice di Belluno intanto ha 20 giorni per rinnovare l'ordinanza di custodia in carcere. I temi della sicurezza dunque in primo piano con il sindaco di Treviso Mario Conte, che commenta la bozza del nuovo pacchetto sicurezza predisposta dal Ministero dell'Interno e che entrerà a breve in vigore, dalle zone rosse rafforzate a maggiori tutele, scudo legale per gli agenti di polizia, ma dice Mario Conte serve incrementare la presenza dell'esercito. Io apprezzo molto la presenza dell'esercito sul progetto Strade Sicure, anzi se venisse anche incrementato sarebbe cosa positiva, e poi sapete che io sono un grande sostenitore delle polizie locali. Per poter incrementare gli organici abbiamo la necessità di avere disponibilità di bilancio. Mi piace anche l'idea che le zone rosse, che sono sempre in capo ai prefetti, però possano essere anche diverse da quelle non esattamente limitrofe alla stazione, ma si può ragionare su altri ambiti. Quindi insomma io credo che ci siano delle risposte importanti anche da un punto di vista della risposta concreta da parte dello Stato nei confronti di un fenomeno che, come potete vedere, non è limitato ai nostri territori ma è su scala nazionale. È un passo in avanti importante verso il ripristino della legalità nei nostri territori. Siamo fiduciosi che intanto sia stato fatto un primo passo per dare ulteriori strumenti alle forze dell'ordine, perché molte volte rischi la demotivazione anche da parte loro. Oggi gli strumenti ci sono, manca la fase conclusiva, che è quella della certezza della pena e possibilmente anche un po' l'inasprimento delle pene. Semplicemente ogni azione porta con sé delle responsabilità, chi sbaglia è giusto che paghi. C'è anche un'operazione della Guardia di Finanza della quale dobbiamo darvi conto. Parliamo di un sequestro di un 35enne di Istrana di prodotti farmacologici illeciti provenienti da Polonia e Slovenia, tra i quali anche ormoni della crescita vietati dal codice antidoping mondiale. Elena Dal Forno. 17 confezioni di farmaci ed integratori illeciti provenienti da Polonia e Slovenia, acquistati online su siti specializzati e spediti ad un 35enne di Strana, appassionato di culturismo e bodybuilding. Sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle trevigiane nei giorni scorsi nell'ambito delle operazioni a tutela della salute pubblica. Tra i farmaci sequestrati anche il famigerato ormone della crescita. Le confezioni contenevano 3 tipologie principali di sostanze. La prima riguarda appunto ormone della crescita, sostanze dopanti per cui è vietata la produzione, la commercializzazione e il possesso, poiché inserite all'interno delle liste delle sostanze vietate a livello mondiale dall'antidoping. Ormone che il 35enne si iniettava in vena per migliorare le prestazioni sportive, ma con gravi conseguenze per la salute. Tra tutti quanti i farmaci sottoposti a sequestro è sicuramente quello che ha delle conseguenze maggiormente negative per il corpo umano, perché oltre a modificare proprio strutturalmente anche a livello osseo il fisico dell'assuntore, può anche determinare l'accelerazione di l'eventuale accelerazione dello sviluppo di cellule tumorali. Gli altri 2 farmaci meno tossici erano comunque detenuti illegalmente. La seconda tipologia riguardava dei farmaci che erano per cui era permessa la commercializzazione, ma solamente previa prescrizione medica, che è risultata essere assente. E la terza tipologia riguarda degli integratori o comunque delle sostanze non medicinali per la quale mancava il codice di notifica al Ministero della Salute. Il soggetto ora è stato denunciato per ricettazione e possesso di sostanze illegali, ma le Fiamme Gialle proseguono i controlli. Ovviamente i controlli continuano per individuare la filiera di distribuzione e le località di produzione delle sostanze, proprio al fine di salvaguardare la salute pubblica e evitare che delle sostanze che siano pericolose possano circolare sul territorio nazionale.
Allarme è rientrato a Conegliano dopo ore di autentica angoscia per un ventenne che era partito a piedi dal villaggio Sanson a Scomigo, lasciando a casa il cellulare. Immediato l'allarme dei familiari, rilanciato poi anche dal sindaco di Conegliano Fabio Chiesa. A muoversi sono stati in tanti. Il ragazzo è stato infatti ritrovato da un brigadiere libero da servizio che si era mosso sulle sue tracce con il proprio cane. Il militare ha portato il ragazzo in caserma. La fine di un incubo, ha scritto la mamma nel pomeriggio sui social. Il sospiro di sollievo però è stato collettivo. E continuano a essere ore, giorni, settimane di angoscia per i funerali di Matteo, per la scomparsa di Matteo Vendramin, il 31enne di cui non si hanno più notizie dall'ottobre scorso. I familiari chiedono alla prefettura di Treviso di riprendere le ricerche, ma resta il mistero. Profondiamo in uno stallo, in un vuoto di informazioni. L'unica cosa che posso dire è che abbiamo presentato una nuova richiesta alla prefettura e siamo in attesa di una risposta per fare una nuova perlustrazione e allargando, diciamo, un po' l'area del territorio. A più di 3 mesi dalla scomparsa, i familiari di Matteo Vendramin non abbandonano la speranza, non possono e non vogliono farlo. Da qui il loro nuovo appello perché la macchina delle ricerche si rimetta in moto, ma zia Lucilla si rivolge a tutti indistintamente. Nel caso in cui Matteo si sia allontanato, rinnovo l'appello a tutti, a chiunque lo intravedesse. Naturalmente avrà una sembianza diversa, quindi non più curato come è stato nei primi giorni della sua scomparsa. Chiedo a tutti di tenere alta l'attenzione. L'ultimo avvistamento di Matteo Vendramin risale al 7 ottobre del 2025, era un martedì a Rua di San Pietro di Feletto, a circa 20 minuti dalla sua abitazione di Conegliano. Le telecamere di un'abitazione privata lo riprendono mentre passeggia con le mani in tasca e lo sguardo basso. Seguono giorni di mobilitazione, le ricerche riprendono e si sospendono più volte. Io trovo che sia intollerabile accettare questa cosa. Non è pensabile, appunto, che con i mezzi che ci sono non ci sia nessuna traccia della persona, e la famiglia, la società intera ha diritto ad avere delle risposte, perché anche questa è sicurezza. I familiari in queste lunghe settimane sono supportati dall'associazione Penelope, un appoggio a 360 gradi. Cerchiamo di portare un supporto sia psicologico che tecnico e anche legale per aiutare la famiglia a ritrovare Matteo. Il giovane, laureato in scienze e tecnologie alimentari, aveva un buon lavoro, nulla faceva presagire una fuga volontaria. Restano l'angoscia e tanti interrogativi. A marzo Matteo compie gli anni, compirà 32 anni, quindi l'inizio, diciamo, della vita, il diritto ad avere un futuro, quindi aiutateci a ritrovarlo. Intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco ieri sera poco prima delle 21 a Vedelago, dove l'incendio scoppiato in una legnaia ha rischiato di estendersi al boschetto vicino. È intervenuta la squadra di competenza per territorio giunta dal distaccamento di Castelfranco Veneto con 2 mezzi e 5 operatori che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere l'incendio, evitando la propagazione delle fiamme al bosco. Sul posto presenti anche i carabinieri. Bonifica ultimata a Guia di Valdobbiadene nella casa di Attilio Frare, l'uomo morto mercoledì mentre maneggiava un ordigno bellico. Non ci sono altri proiettili inesplosi. È un bilancio definitivo dopo un lavoro davvero meticoloso da parte degli artificieri. Domani intanto alle 14:30 proprio a Guia l'addio, i funerali, il ricavato andrà all'asilo del paese. Domani daremo l'ultimo saluto ad Attilio Frare alla chiesa parrocchiale di Guia alle 14:30. Le offerte saranno donate all'asilo di Guia per volontà della famiglia e sono sicuro che sarebbe stata la volontà dello stesso Attilio, molto attaccato a
tutta la comunità di Valdobbiadene, in particolar modo alla comunità di Guia. A 3 giorni dall'esplosione letale, Valdobbiadene si prepara per l'ultimo saluto al 56enne morto mentre maneggiava un ordigno della Prima Guerra Mondiale, una morte tragica quanto assurda che nel cuore dei Colli del Prosecco ha portato un ampio dispiegamento di uomini e mezzi. Il boato provocato dalla deflagrazione mercoledì alle 13 era stato avvertito nitidamente in tutto il paese. Meticoloso in particolare il lavoro dei carabinieri del nucleo artificieri di Padova, che dopo 48 ore hanno concluso le operazioni di bonifica, in particolare nel magazzino usato come deposito, un vero e proprio museo. Scongiurata la presenza di altri ordigni attivi all'interno della casa, le decine di proiettili ritrovate erano già tutte disinnescate. Esito negativo anche nella seconda camera ispezionata indicata dalla compagna dell'uomo. Si chiudono così, almeno dal punto di vista legale e giuridico, le indagini per detenzione illegale di esplosivi, con la morte di Frare e senza il coinvolgimento di terzi. A Valdobbiadene, dopo giorni difficili, è solo il momento del commiato. Un volantino fake si sta diffondendo via social e non solo, si tratta di una finta comunicazione del Ministero dell'Interno che annuncia un giro di vite sulle residenze e annuncia controlli serrati, chiedendo ai cittadini di esibire i propri documenti di identità. A Mogliano in particolare, appello del vice sindaco Leonardo Muraro. Sono dei volantini che sono privi di protocollo, sono privi di firma, per cui sicuramente sono dei falsi, delle persone che forse hanno mutuato quello che stanno facendo altri presidenti a livello internazionale per quanto riguarda l'immigrazione. Noi qui a Mogliano non abbiamo preso nessunissimo intervento nei confronti o di queste soluzioni per accertare le residenze nei condomini, per cui sicuramente questo è un grande falso e dico ai cittadini moglianesi di stare tranquilli. Nessun controllo straordinario, nessun giro di vite di stampo trampiano si muove tra il tentativo di truffa, magari per carpire dati personali, e lo scherzo di cattivo gusto, il volantino che sta facendo il giro del web e non solo. Si tratta di una finta comunicazione del Viminale dove si preannunciano controlli serrati sulle residenze, sui contratti di locazione affitto, invitando, se richiesto, la popolazione a esibire i documenti di identità, certificati di lavoro e malattia. In caso contrario si minacciano sanzioni fino a 206 euro, arresto fino a 3 mesi, addirittura la reclusione. Credo che questa sia un'azione fatta da pochi che vogliono creare un po' di scompiglio all'interno della popolazione. Ai cittadini moglianesi che vedono questi cartelli o questi volantini nei propri condomini, state tranquilli, oppure chiamate la polizia locale che vi confermerà che non c'è nessuna volontà e non è stata un'azione fatta dal Comune di Mogliano Veneto per controllare le residenze e delle persone che vivono nei condomini. Si è spento ieri sera all'età di 90 anni Angelo Gugel, il trevigiano che servì 3 papi. Originario di Miane, Gugel era stato arruolato giovanissimo come gendarme in Vaticano, era stato il suo conterraneo Albino Luciani, divenuto papa Giovanni Paolo I, a volerlo come aiutante di camera, anche se per soli 33 giorni nel 1978. Un ruolo che mantenne anche con Papa Wojtyla, anche nei tragici momenti dell'attentato in piazza San Pietro il 13 maggio 1981. La sua carriera si era conclusa con Benedetto XVI, ma aveva continuato a vivere a Roma, anche se erano frequenti i suoi ritorni a Miane, dove si era sposato in giovane età con Maria Luisa Dall'Arche, con cui aveva avuto 4 figli, Raffaella, Flaviana, Guido e Carla Luciana Maria. Gentile e riservato, svolgeva le mansioni di assistente privato del Papa e lo aiutava quotidianamente nelle necessità personali, rappresentando la persona più a contatto con i papi con i quali ha condiviso la parte privata dei pontificati. Al momento non è stata fissata la data dei funerali. Voltiamo decisamente pagina, ritorniamo a Treviso per un importante taglio del nastro. Sono stati inaugurati questa mattina in Borgo Mazzini i progetti di co-housing destinati agli anziani più fragili. Dal 5 di gennaio ci siamo trasferiti perché la moglie ha avuto un incidente domestico e allora abbiamo ritenuto opportuno venire qua, che c'è assistenza sanitaria, infermieristica e poi personale eccezionale. Siamo coccolati.
Al di là delle parole spese nella presentazione del nuovo progetto, sono le persone stesse a testimoniare la bontà dell'idea. 19 appartamenti e 3 co-housing in Borgo Mazzini che daranno assistenza e socialità a oltre 24 anziani, autosufficienti o meno, alcuni dei quali si sono già trasferiti nei nuovi alloggi, anche tecnologici, con sensori e domotica, grazie al progetto Abitare in Autonomia, uno degli 8 interventi finanziati con fondi PNRR e affidati al nuovo ambito territoriale sociale. Alexa, accendi tutte le luci. Stavo lavorando. Oggi IPA Benea, nato dalla fusione di IPAB Turazza e ISRA, è il soggetto esecutore di un progetto che comprende 37 comuni e l'ULS 2 e si occuperà anche di servizi per l'infanzia. Dal 1 gennaio è nata Enea, è una nuova IPAB che nasce dalla fusione dell'IPAB a Piani Turazza con ISRA. In questo caso perciò noi non solo continueremo a seguire i nostri anziani, la cura dei nostri anziani, ma inizieremo anche a prenderci cura della prima infanzia, che sono anche loro soggetti fragili. Un aiuto concreto per la popolazione che invecchia e che necessita di attenzioni maggiori. In qualche modo abbiamo raggiunto e risposto ad alcuni bisogni, quindi un bisogno di superare la solitudine, un bisogno di alloggi adatti fisicamente all'età, un bisogno di qualche servizio in più e un bisogno negli alloggi di essere tranquilli che se c'è qualche emergenza c'è qualcuno che risponde. L'ATS può e sta già realizzando, lo si vede anche in questo progetto, far dialogare i comuni creando meno differenze, quindi trattando tutti i cittadini alla stessa maniera. Un modello Treviso, come ha detto il sindaco, che pensa di estendere anche alle giovani coppie, ma prima dovrà nominare il CDA di Enea, ribadendo che oggi non vuole nomine politiche. Credo che qui ci voglia passione, cuore, competenza e tanta disponibilità. Il mio obiettivo è quello innanzitutto di dare continuità a chi ha rappresentato fino ad oggi queste due realtà straordinarie che si sono fuse, e poi ci vuole cuore, tanto cuore. Il Veneto è la terza regione italiana per aggravio di spesa delle famiglie, secondo i dati definitivi di dicembre resi noti oggi dall'Istat. A livello nazionale l'inflazione media del 2025 è pari al più 1,5% dall'1% del 2024. In testa alla classifica delle regioni più costose, con un'inflazione annua al più 1,9% il Trentino Alto Adige, che registra a famiglia un aggravio medio pari a 587 euro rispetto al 2024. Segue il Friuli Venezia Giulia, al terzo posto il Veneto, l'aggravio annuo è di 457 euro. Questi i dati, abbiamo sentito l'umore dei trevigiani. Siamo andati fuori budget su tutto, proprio su tutto. Vedo che i prezzi sono molto lievitati. Non si può vivere più, cara, diventiamo sempre più poveri, non sappiamo cosa dobbiamo fare e vediamo un po' che il governo cosa ci offre adesso. È la verità questa, sa. Gente stanno sulla soglia della povertà. Si cerca di stare attenti alle spese che si fanno, cercando di risparmiare sul superfluo se si può, cercando comunque di togliersi delle piccole soddisfazioni. Adesso quando si va a fare la spesa, i 50 euro, con i 50 euro non si compra più quello che si comprava una volta, esci che hai 3 cose nel carrello e hai speso 50 euro, così sì, ma tutto, qualsiasi cosa non ha più il prezzo di una volta. E dall'altra parte gli stipendi però sono aumentati. Dipende, io abito in Australia, per cui è relativamente economica rispetto all'Australia. Dipende, immagino che sia tutta questione di potere d'acquisto. Io vengo dalla Puglia, quindi la differenza è enorme tra giù e su. Secondo me è molto importante anche l'educazione all'acquisto, oltre a mantenere dei prezzi che siano adeguati agli stipendi, perché gli stipendi sono bassi rispetto ai prezzi che ci sono fuori. Ritorniamo fra pochissimo, c'è la pubblicità. Di nuovo in diretta per parlare dell'andamento del settore vitivinicolo in Veneto. Oggi c'è stata un'importante relazione alla Corte Benedettina di Legnaro nel Padovano per quanto concerne l'annata 2025, un comparto che nonostante i dazi è in continua crescita. Il Veneto dei vini cresce e si fa sempre più bianco.
A confermarlo i dati di Veneto Agricoltura nel consueto appuntamento di inizio anno. 1000 ettari evitati in più in tutta la regione lo scorso anno danno il senso di un comparto che ora sfiora i 105.000 ettari, ovvero quasi il 6% dell'intera superficie della regione. E l'altro dato che è emerso riguarda le varietà, con il 75% della coltivazione a bacca bianca, mentre il restante è a bacca nera. È il mercato a segnare questo cambiamento, determinato in gran parte dall'alta gradazione dei vini rossi, da qui l'indicazione della regione in relazione ai fondi europei. Il pacchetto Vini UE e l'asse aiuto vini che noi avremo nel 2026 non aiuta solo il Prosecco, non aiuterà solo il Prosecco, aiuterà tutti i vini. Sia per comparto di penetrazione su mercati nuovi, sia per ragionare sulla ricerca di alcuni gusti, sia anche per la sperimentazione in vigna, diciamo per trovare gusti diversi ma anche regolare il grado alcolico. Farlo in vigna è un vantaggio dal punto di vista energetico, farlo in cantina costa molto di più. E se il Prosecco continua la sua corsa in crescita per superficie e volumi, anche se con qualche rallentamento legato ai dazi americani, i dati indicano come la nuova frontiera della viticoltura veneta e trevigiana sia il Pinot Grigio, che potrebbe occupare un'ulteriore superficie complessiva disponibile di 5.000 ettari. Si vedono gli effetti di quelli che sono i dazi americani, anche se oggi siamo alla vigilia di un importante appuntamento che è la firma relativa all'accordo col Mercosur, che invece per il settore vitivinicolo sarà molto positivo per quanto riguarda le esportazioni in quei paesi. È venerdì sera e ci sono le previsioni del tempo per il fine settimana del nostro generale Iannicelli. Grazie all'azione ancora dell'anticiclone continentale di origine siberiana avremo un fine settimana tutto sommato discreto, senza fenomeni, anche se il cielo non sarà completamente sereno. Non così in tutto il nord, infatti andando verso ovest, Piemonte e Lombardia, là la situazione sarà peggiore, quindi con precipitazioni. Ma torniamo a Treviso e al Trevigiano. Per sabato avremo un cielo irregolarmente nuvoloso ma con grandi ampi spazi di sereno. Per domenica ancora una variabilità, presenza di nubi in modo più intenso. È una variabilità, quindi sempre con la presenza di nubi ma anche con dei rasserenamenti temporanei, ci accompagnerà il tempo per tutta la prossima settimana. I venti saranno deboli, di direzione variabile, c'è una tendenza a provenire da est. Le temperature intorno ai 4-5 gradi le minime, le massime 13 gradi addirittura sabato, quindi si prevedono rasserenamenti, poi calano per domenica 6, 7, 8 gradi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso, anche localmente ci sarà una tendenza ad essere mosso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno. Questa mattina a Palazzo Pidoni la presentazione del piano della mobilità per le Olimpiadi. Noi abbiamo 1 milione di chilometri a disposizione, abbiamo delle risorse importanti perché sfiorano i 9 milioni di euro e li abbiamo messi in campo tutte. Quindi noi siamo riusciti in questo anno a portare a casa il risultato per quanto riguarda il trasporto spettatori e in più anche a potenziare la linea 30 per quanto riguarda il trasporto tra Calalzo e Cortina. Sono i milioni il dato che salta maggiormente all'occhio analizzando i dati riguardanti il piano per il trasporto pubblico in provincia di Belluno in occasione delle ormai imminenti Olimpiadi invernali. I dati salienti sono chiaramente il trasporto, il punto centrale sarà Ponte nelle Alpi, dove c'è l'interscambio ferro-gomma. Quindi questo è un punto fondamentale e là saliranno solo gli spettatori, quelli che hanno un biglietto in mano per andare a vedere le Olimpiadi e devono avere un biglietto anche del treno, mentre dopo ci saranno dei park and ride a Longarone, a San Vito, a Son dei Prade, quindi venendo dal Giau, e dopo a Doppiaco e anche a Acquabona, e quindi lì bisognerà anche lì avere un biglietto per chi sale a Doppiaco, mentre gli altri potranno salire senza nessun tipo di bigliettazione e andranno a Cortina e si attesteranno a Revis. Tanti i turisti attesi non solo a Cortina ma in provincia di Belluno e in tutto il Veneto.
Ci si attrezza facendo attenzione ad ogni dettaglio per poterli accogliere nel miglior modo possibile, anche se si calcola che le corriere dirette a Cortina viaggeranno ad una media di 30 km all'ora, mettendoci 90 minuti da Longarone e 100 da Ponte nelle Alpi. Noi dovremmo servire 170.000 persone circa dalle stime, e quindi questa è la stima sempre data da Fondazione Milano Cortina, e su questo abbiamo costruito il trasporto spettatori. E torna, a proposito di Cortina, il tema del passaggio di regione dal Veneto al Trentino Alto Adige. Niente di nuovo sotto il sole, ma appunto il tema si ripropone. Cortina da un pezzo cambia regione? Il senatore della Südtiroler Volkspartei, Meiner Dünwalder, ha depositato 2 disegni di legge che mirano ad ampliare i confini del Trentino Alto Adige. Obiettivo l'annessione di comuni della Lombardia e del Veneto, compreso proprio quello che ospita le Olimpiadi invernali che stanno per iniziare. Questa è una questione ormai datata che non riguarda solo Cortina, ma anche i comuni di Colle Santa Lucia, Levinallongo e Col di Lana, i quali sono stati fatti nel passato dei referendum dove ci sono delle minoranze linguistiche, c'è la comunità ladina, ci sono tutta una serie di fattori che di fatto sono stati teatro di un referendum popolare che ogni tanto torna all'attenzione, e quindi questo ci sta nel percorso che vogliono fare. Nell'articolato testo che motiva la richiesta di annessione, il senatore Dünwalder ha ripercorso la storia dei comuni in questione, adducendo ragioni storiche e culturali, esprimendo l'opinione che non sarebbero gli esponenti delle SVP a spingere in questa direzione, ma che è proprio la popolazione stessa a chiederlo. Io come Presidente della provincia ovviamente devo prendere una posizione abbastanza rigida da questo punto di vista. La provincia ha già perso Sappada e sicuramente altri comuni non li vuole perdere. È tutto da questa edizione, per questa edizione del nostro telegiornale. Buon proseguimento di serata.